Tutto pronto per la settima corsa, una prova per 5-6 anni, vincitori di 9.000 euro in carriera, sono in 15 al via, 2 file e mezzo dietro le ali della macchina, per i soliti 1660 metri da percorrere. Il numero 1 Camelot, 2 Capuzzi, 3 Countdown Sea, 4 Caramello Alan, 5 Carson di Poggio, 6 Cedro Bro. In seconda fila 7 Cefalo Jet, 8 Cartier, 9 Columbus Gaps, 10 Bulegan GMG, 11 Ciala, 12 Bacau di Casei. Terza fila 13 Cenerentola Leo, 14 Citrosso Dina Oil, 15 Coda di Lupo. Autostart che inizia a raccogliere i partecipanti, problemi per Cedro Bro con il numero 6. E la macchina che stacca con veloce il 3 di Countdown Sea che va a condurre nei confronti di Capuzzi, mentre veloce all'esterno anche Caramello Alan che passa sull'errore di Countdown Sea. Poi Carson di Poggio che precede numero Bulegan 1 GMG, Camelot squalificato, sbaglia anche numero Capuzzi. 3 Countdown SI e così squalificato. un po' di trambusto lungo la prima curva. Caramello Alan è andato a condurre numero su Carson 2 di Poggio Capuzzi, che è secondo, Bulegan GMG in terza posizione, mentre avanza numero all'esterno 14 con Citrosso decisione Dina Oil Columbus Gaps squalificato. che dà la punta di velocità ma sbaglia. 400 in 39, Caramello Alan che è rimasto in vantaggio su Carson di Poggio e Bulegan GMG. Di fuori allo scoperto prova allora l'avanzata Bacau di Casei dopo 600 metri di corsa passati in 46,7. La seconda pariglia esterna è presa da Cefalo Jet che precede Cartier, quindi ancora Ciala allo steccato avanti a Cenerentola Leo. Insiste e passa a Bacau di Casei dopo 800 metri di corsa passati in 1,1,6. Bacau di Casei nuovo leader su Caramello Alan. Allo scoperto si trova allora Cefalo Jet, poi Carson di Poggio, Bulegan GMG, Cartier e Ciala. Il chilometro di Bacau di Casei se ne va in 1,16,8. Battistrada che allunga su Caramello Alan che è richiesto. Di fuori sempre Cefalo Jet avanti a Cartier, allo steccato invece c'è Carson di Poggio avanti a Bulegan GMG, la retta opposta di tribuna in 15,5. Bacau di Casei al comando, Cefalo Jet che si avvicina al suo esterno, muove in terza corsia Cartier, allo steccato c'è ancora Caramello Alan che precede Carson di Poggio, mentre avanza bene dalle retrovie Cenerentola Leo che però ancora allontana la retta d'arrivo con Bacau di Casei che vi entra in vantaggio, attaccata al largo da Cefalo Jet in mezzo alla pista, lo scatto di Cartier, sbaglia Cenerentola Leo, in vantaggio Bacau, insiste Cartier, in vantaggio Bacau su Cartier che arriva sul palo, Bacau di Casei si salva da Cartier. Al terzo posto Cefalo Jet, 31,7 la chiusa, 1,17,1 il ragguaglio cronometrico per il successo di Bacau di Casei che con il numero 12 va a sfondare dopo 200 metri di corsa Halilai alla guida, da Diego Dall'Olio al training. I colori della signora Franca Strozzi, il secondo successo in breve giro di orologio di Bacau di Casei che porta a casa un altro bel successo su Cartier e su Cefalo Jet.